benvenuti, oggi è domenica 6 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.03. La luna sorge alle 14.49 e cala a mezzanotte e 12. Oggi la Chiesa ricorda l'evento della trasfigurazione del Signore, ovvero il momento in cui Gesù apparve ai suoi discepoli. Il nome Salvatore ha origine dall'ebraico e significa Dio salva, è salvezza. Il suo numero fortunato è l'8, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo il ferro. Vi trovate in spiaggia e il caldo è davvero insopportabile, ma da lontano arriva il grido «Cocco bello, cocco fresco!» c'è una buona ragione dietro questo richiamo. L'acqua di cocco è la bevanda perfetta per affrontare l'estate. Questa bevanda naturale è un vero toccasana per contrastare la disidratazione. L'acqua di cocco è infatti ricca di potassio, elettroliti e antiossidanti che aiutano a mantenere l'equilibrio idrico e a ristabilire le energie. Auguri a Benedetta Parodi che festeggia 51 anni, ha cominciato la carriera in TV come conduttrice del telegiornale Studio Aperto, ma è diventata successivamente famosa grazie alle trasmissioni e ai libri incentrati sulle ricette di cucina. È sposata con il giornalista sportivo Fabio Caressa. È legato alla televisione anche il secondo festeggiato di oggi, il romano Marco Liorni, che spegne 58 candeline. Appassionato di TV fin da bambino, ha esordito nel 1996 su Canale 5 a Verissimo, prima come inviato e poi finendo per sostituire alla conduzione Cristina Parodi, sorella di Benedetta. È stato inviato pure del Grande Fratello, quindi la Rai gli ha affidato La vita in diretta e Reazione a catena. Infine buon compleanno all'ex sciatore Giorgio Rocca che compie 48 anni. Asso nello slalom speciale, ha vinto 11 gare di Coppa del Mondo e una Coppa del Mondo di specialità e 3 medaglie ridate. Si chiamava Little Boy, un nome ironicamente beffardo per uno dei più terribili strumenti di distruzione della storia. La bomba atomica fu sganciata da un aereo statunitense sulla città giapponese di Hiroshima. Era il 6 agosto 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, alle 8:16 del mattino, ora locale. Esplose a un'altitudine di 576 metri, causando istantaneamente la morte di 80.000 persone. Altre 60.000 morirono entro la fine dell'anno a causa delle malattie derivanti dalle radiazioni. Avete mai sentito dire che masticare a lungo fa bene? Oggi abbiamo un suggerimento per semplificare questa pratica. Basta mettere giù le posate tra un boccone e l'altro. Ricordatevi, un pasto equilibrato richiede almeno mezz'ora di tempo, quindi prendetevi il vostro tempo e godetevi ogni singolo morso. Che siate Toro pazienti o Sagittario avventurosi, non potete perdervi le previsioni astrali di Marco Amato. Buongiorno ai 12 e buona domenica a tutti. Luna in Ariete, si riparte, si rinizia. Oggi è una domenica piena di entusiasmi. Ariete, la Luna oggi è dalla vostra parte, giornata molto intensa a livello emozionale che vi rende forti, che vi rende protettivi e accudenti. Oggi date un vero e proprio senso di sicurezza. Toro, la Luna in 12ª casa, qualche nostalgia, magari il partner lo sentite distante anche se vi siete sforzati in tutti i modi di fare qualcosa per passare una bella domenica. Si riprende in serata, coraggio. Gemelli, giornata sorridente e carina, soprattutto per quello che riguarda gli amici e le persone che avete intorno, qualche sorriso in più, qualche piccolo viaggio fuori porta se già non siete in vacanza e magari deciderete di fare un'escursione alternativa e molto culturalmente interessante e stimolante. Cancro, giornata oggi che prevede la Luna in quadratura, un po' di nervosismo, tensione e magari un po' di delusione perché effettivamente per quanto vi siate prodotti in tutte le maniere dialettiche utili per farvi capire, non sempre il partner vi comprende. State maturando una certa rabbia nei confronti del partner purtroppo. Leone, la giornata oggi prevede ancora la Luna dalla vostra parte e quindi tutto l'equilibrio di forze che derivano dall'energia della luce dei luminari appunto che vi danno grande intensità. Ravvivano anche la bella Venere che anche se è retrograda vi fanno comunque gestire la sua energia in una maniera costruttiva e capace. Fatevi belli, siete sempre sensuali del resto.
Vergine, la giornata di oggi prevede un Giove totalmente d'appoggio. Forse oggi maturerete una soluzione molto importante, ma sicuramente la vostra più grande ricchezza è nella famiglia e nel gruppo familiare. Se veramente volete migliorare le vostre condizioni economiche, progettuali e lavorative, oggi partorirete l'idea giusta, anche a gran consiglio con chi vi vuol bene. Dedicatevi all'amore e alla passione che stasera potrebbe sorprendervi. Bilancia, Luna in opposizione oggi proprio non ve la sentite di relazionarvi bene o fluidamente. Dedicate allora la giornata al riposo e fate in modo che tutto abbia un ordine sensato. Scorpione, la giornata oggi vi lascia un po' soli, i giochi planetari vi toccano veramente molto poco, se non fosse per quel Nettuno che ancora tende a farvi sognare. In serata possibilità di un incontro molto piacevole a livello intimo. Sagittario, giornata interessantissima per voi visto che la Luna è di Trigono e assieme a Chirone vi aiuta anche ad un'autoguarigione e una pace con voi stessi e con i vostri sentimenti necessaria dopo una settimana di alti e bassi, di tumulti vari ed eventuali. Capricorno, Luna in quadratura oggi non siete veramente al meglio, bisogno di riposo e di dedicare questa domenica agli affetti familiari ma anche all'aiuto di qualcuno che vi chiede partecipazione e aiuto nella propria vita. Acquario, bellissima giornata oggi con una luna molto socievole e sociale che vi porta un po' a variare le vostre solite abitudini rutinarie. Seppure siete il segno della fantasia, siete sempre molto attaccate alle vostre ritualità quotidiane. Oggi saprete comunque declinarle a favore degli amici che vi vogliono bene. Pesci, giornata quanto mai interessante visto che la luna oggi si rende oggettiva, pratica e la voglia di fuggire che avete assieme al partner vi rende complici e assolutamente reciproci. Solo Mercurio è in opposizione, quindi invece di discutervela, sguardi languidi e fatevi capire nel linguaggio più bello possibile e immaginabile. Buona domenica! Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antenne Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. E mi raccomando, non lasciarti scappare questa incredibile opportunità. Oggi non potrebbe più farlo perché purtroppo non esistono più, ma immaginate lo stupore degli abitanti di New York quando il 6 agosto del 1974 hanno visto un uomo che camminava su un cavo d'acciaio tra le due torri gemelli. Il funambolo in questione era il francese Philippe Petit, allora 25enne. Sulla sua incredibile impresa, nel 2015 il regista Robert Zemeckis ha girato il film The Walk. E adesso parliamo di un modo di dire molto interessante, like bread and butter. Questa espressione si riferisce a un lavoro o un'attività che ci fornisce il denaro necessario per andare avanti. In italiano potremmo dire che è il nostro pane quotidiano, cioè ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Su Sicilia Play potete trovare tutte le puntate dell'Almanacco e non solo, basta cercarci su YouTube. Parliamo di Maria Schneider, protagonista del controverso film Ultimo tango a Parigi. Il film è stato oggetto di uno scandalo con tanto di sequestro, processo e distruzione della pellicola. Maria, agli esordi, cercava una rivalsa nei confronti del padre, l'attore Daniel Yelin, che non l'aveva mai riconosciuta. Nonostante gli incontri professionali con registi come Antonioni, Zeffirelli e Buñuel, questa esperienza le ha causato un profondo trauma e una dipendenza dall'eroina. Anni dopo, nel rivedere Bertolucci in un festival, Maria ha dichiarato: «Non conosco quest'uomo». Insomma, la ferita non si è mai rimarginata. Ci salutiamo con la frase del giorno: follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Vi auguro una buona domenica, ci vediamo domani sempre su questi schermi.